Una situazione del genere in vita mia non l'ho mai provata, cioè trovarci di fronte a una scena del genere ed essere impotenti, non poter fare niente, non lo auguro a nessuno. È ancora scosso questo motociclista che ieri pomeriggio per primo ha prestato soccorso ad Anthony Pavan. Il 38enne di Roncade è rimasto coinvolto in un incidente lungo la Treviso Mare tra Fossette e Caposile. L'uomo racconta di non aver mai dormito stanotte. Davanti agli occhi la scena di quei drammatici istanti. Ho frenato perché ho visto la moto scivolare di traverso e sono stato il primo soccorritore ad andare a vedere questo ragazzo. Nello scontro tra la moto guidata da Anthony Pavan e un'auto, il 38enne viene sbalzato dalla sella e finisce rovinosamente a terra. Ha respirato per circa 22-25 minuti, poi è deceduto, però non è morto sul colpo. Ma il 1° maggio ha registrato un altro dramma sulle strade. Poco dopo mezzogiorno a Cordignano un uomo, Gabriele Gobo, 66 anni, di Sacile, ma residente a Caneva, alla guida della sua auto per motivi che dovranno essere chiariti dai carabinieri, è uscito di strada finendo la sua corsa contro un albero. Violentissimo l'impatto. Quando sul posto giungono i sanitari del SUEM, per Gobbo purtroppo non c'è più nulla da fare. Intanto questa mattina, intorno alle 9, un altro incidente a Refrontolo, lungo la strada che da Pieve di Soligo conduce a Conegliano, ha visto coinvolte 2 auto. Nello scontro sono rimaste ferite 6 persone, una di queste in modo gravissimo, ora ricoverato al Cafoncello di Treviso. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del SUEM insieme ai carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente.